Alle porte ormai del Ferragosto, l'ULSS 4 Veneto Orientale ha fatto il punto sulla situazione di contagi da Covid-19 sul territorio negli ultimi 12 giorni. Secondo quanto rilevato dall'azienda sanitaria, le positività al tampone sono in leggero aumento, mentre si riscontra, in linea con il dato nazionale, l'abbassamento dell'età media di chi contrae il virus. Tutto sommato però, considerando che il litorale sta attraversando il periodo di maggior afflusso turistico, la situazione risulta sotto controllo. In questo momento, dal 1 di agosto al 12 di agosto, abbiamo avuto 26 casi positivi. Di questi va detto che fortunatamente nessuno ha dato esito a un ricovero ospedaliero. Sono persone che sostanzialmente stanno bene o sono pauci sintomatici. 7 di questi sono dovuti a dei rientri dall'estero o comunque persone, dei familiari di queste persone. Molti altri sono sostanzialmente legati ai vecchi focolai che avevamo e che si stanno risolvendo. Uno dei punti più delicati affrontati in questo periodo è stata la gestione degli ospiti della sede iesolana della Croce Rossa. Allo stato attuale sono 77 gli ospiti presenti nella sede di Via Levantina e di questi i 5 casi positivi si stanno negativizzando. Nella mattinata odierna, infatti, già 4 contagiati hanno prodotto un tampone negativo. Tra le preoccupazioni dell'azienda sanitaria però c'è il possibile ritorno più intenso del virus già dalla fine di agosto. Sì, ci sono degli studi che parlano di un ritorno a fine mese, di una seconda ondata, non sappiamo però in che misura, sicuramente in maniera molto inferiore, ma noi siamo già pronti nell'eventualità ci dovesse essere la necessità di rafforzare tutti i servizi e di affrontare la questione. Questo secondo le indicazioni che ci ha dato la Regione Veneto e su questo siamo veramente preparati. Dal punto di vista del personale io lo voglio veramente ringraziare, tutto il personale dell'azienda ULSS 4 Veneto Orientale perché passi veramente una bella giornata di Ferragosto, chi non sarà in servizio possa passare una giornata in riposo perché veramente se lo è meritato, perché è stato un anno molto difficile, molto impegnativo, ma la prova fino adesso è stata superata in maniera egregia, professionale e con anche molta umanità che abbiamo dimostrato nei confronti dei nostri cittadini in questo periodo. E tra le novità annunciate, la prossima settimana l'ULSS 4 inizierà a svolgere il tampone al personale docente, in previsione dell'avvio dell'anno scolastico di inizio settembre. Partiremo subito dopo Ferragosto con i test per tutto il personale della scuola, sono arrivati oggi da Padova tutte le forniture per fare questi test, li stiamo organizzando perché anche l'avvio delle scuole, almeno dal punto di vista nostro, della nostra responsabilità, che è quella appunto di fare i test a tutto il personale insegnante e di supporto della scuola, siamo praticamente pronti per il 14 per l'apertura delle scuole.